Yamma bella! Palla centrale, Fabian per lui, ancora insieme il pallone, prova a farsi vedere Mertens. Che facciamo? Cominciamo pure! Il sinistro morbido ancora per Fabian, gran movimento, poi il giro di Fabian. Ma si scema, magari, ma ti rendi conto che Culama è morto? Gioca con grande regolarità Mario Rui, ma è normale! Palla ancora di Insigne. Prova Cipolitano! Bravo Manolas! Ah, dai, caso scema! Dai! Muoversi! Buon lavoro in area di rigore. Oh! Che pallone per Balotelli che non arriva in tempo. Maronna! Tutti bloccati, ma stiamo facendo un movimento senza palla davanti, altrimenti non... Bravo Insigne! Palla profonda di Insigne. No! Poi il pallone teso. Dai! Secondo palo Elmas non riesce a come aveva fatto. Bravo! Allora, mo vi dico io quello che sta mancando. Ascoltate un cretino. Riempire l'area di rigore con la mezzala. Quello sta mancando, perché Fabian non ha la propensione a riempire l'area di rigore, vuole il pallone sul piede, non fa inserimento, cosa che invece faceva Elmas quando stava a destra. Quindi c'è un po' di squilibrio sulla catena di destra. E guarda se c'è o poche forfore. Molto la palla. Mamma mia, la lentezza di Maksimovic. Cerca il primo palo, è incredibile, è incredibile. 1-0. Non fanno niente. Proviamo un po' a destra. I turcimienti. I turcimienti nello stomaco. Dai, ce l'hai. Elmas! Esatto, vedi riempire l'area di rigore. Se giochiamo un pochino più a destra, Elmas la riempie. Guarda Fabian, maronna mia. Oh Gesù, Fabian! Aiutatemi. Quello di mano secondo me. Ci vediamo. Ma cosa? Oh, non scherziamo. Bergomi non ce lo vuole dare. Cioè, voi mi volete far capire che la VAR dice non siamo sicuri, vieni a vederlo. Tu devi dire rigore e basta. Ci hanno dato un rigore, adesso non lo segniamo. Adesso la figura di merda è questa, è che tutti i rigori che noi abbiamo chiesto a viva voce perché erano netti, ma noi dimostriamo che non li sappiamo segnare e quindi ci meritiamo la classifica che abbiamo. L'ha tirato bene. Dai. Bergomi, stai zitto! Zitto! Che facci? C'è un limite a tutto, signori di Sky. Io dico che Fabian deve uscire in questo momento. Basta. Sfruttiamolo un po' sta fascia destra. Dai, ce l'hai! Mannaggia! Voi potrete dire, lo volevi fare uscire, ma è chiaro, ma che cosa sto dicendo all'inizio della partita? Giochiamo un po' a destra. Falla lo stesso. Adesso dobbiamo annusare il pericolo. Adesso dobbiamo pizzicare. E penso che... Vedi che Fabian gioca proprio da trequartista, non riempie l'aria. Guarda Gattuso che chiama la palla, va. Perché bisogna giocare un po' a destra. Lo piazza! Mertens, posizione regolare. L'ho fatto! Sì, perché forse lui inizialmente non si aspettava questa palla, ma bravo Mili. No, Rui, le mani. Anche la forza delle gambe, Scrub. Poi però non riesce a trovare alla fine, sì, un pallone per Balotelli. Bravo Di Lorenzo. Riesce Martella a servire un compagno, Di Lorenzo. Commette fallo Martella, calcio. Le preventive. Usciamo dal fazzoletto di Sfaccimma. Non è meglio una volta tanto palla lunga sul lungagnone che ce l'abbiamo? No. Fazzoletto di Sfaccimma. Non si ammonisce qua. Politano, Tonali, sì, ma bravo Dem. È nel fazzoletto di Sfaccimma sempre. Un rinvio dal fondo. Mamma mia che schifo. Ospina. Ma io poi ne parliamo mo di Ospina, perché voi state perdendo il senno. Ma calma. Poi Politano. Uno contro due. Vedi che alla fine la palla lunga. Politano ancora la giocata. No. Ospinissima.
che la va a prendere sulla testa del venezuelano. Amici belli, allora, 3 punti pesanti come Maximovic, che è pesante. Allora, io credo che l'analisi tattica sia presto detto, perché stesso nella reazione mi sono reso conto di quello squilibrio che c'era tra fascia sinistra e fascia destra, e se non sbaglio Gattuso l'ha detto anche, io lo dico prima perché se voglio far vedere che capisco qualcosa di calcio lo devo dire prima, non è che mi sento gli inserimenti delle mezze ali. Se tu giochi 4-3-3, se non hai l'inserimento della mezza ala, la prima punta resta isolata, e specialmente quando la prima punta è Mertens e non è un Belotti. Non è, lo stesso Milik fa più reparto da solo, li devi aiutare gli attaccanti, altrimenti non si fa. E quando poi è arrivato finalmente un pochino più di gioco dalla parte destra, Elmas, che ce l'ha come inserimento mentalmente, il fatto di riempire di più l'aria, si è creato più pericolo, e quindi quando i difensori del Brescia sono stati costretti a guardare più avversari non riuscivano a raddoppiare, e lì viene il gol di Fabian, che è una perla senza precedenti. Ora è chiaro, Fabian ha preso in mano la squadra un attimo solo. Fabian ha giocato una mezza chiave, se vogliamo essere onesti, però è lì, è tutto lì. È il gioco degli equilibri e delle catene. Ci siamo intestarditi a giocare a sinistra, quando alla fine sulla destra tu avevi altrettanta tecnica con Politano, con Di Lorenzo e Fabian Ruiz, quindi non dobbiamo supparci in quell'altro fazzoletto di facciamo. Questo poi si ritorna al discorso dei passaggetti nell'area piccola, una cosa che no. Però che cosa succede? E qua ci riallacciamo al discorso di Ospina, perché voi lo sapete, io video medio settimana non li faccio perché mi sembra un po' abusare anche del vostro tempo, e poi veramente c'è poco da dire molto spesso. Ma la questione è questa: Ospina non è una scelta di Gattuso, non dovete dire Gattuso sta rovinando Meret, eccetera eccetera. Guagliù, lo dico per l'ultima volta, poi se voi non mi ascoltate, che ne saccio, iscrivetevi al canale, mamma. È una scelta della squadra, è la squadra che ha dimostrato più serenità con Ospina in porta, perché forse si chiama di più il pallone, perché forse li gestisce come faceva Reina, come faceva Albiol. Serve uno che ha più visione periferica, che evidentemente lo fa, è più sicuro probabilmente nelle uscite. Non si discute il talento di Meret, grande portiere, parate, ma a me che me ne fotte se Meret non va in nazionale a fare gli europei. Non mi interessa, la priorità adesso è il Napoli. Se la mia difesa è più sicura con Ospina quando deve dare il pallone dietro, ben venga Ospina, ma proprio senza proprio problemi. Io Meret, guardatevi gli altri video, l'ho esaltato, ci ha tenuto a galla in Champions, nei momenti critici con Ancelotti. Meret, il portiere proprio, parate incredibili, miracoli. Ma in questo momento Ospina, senza proprio dubbio, non c'è proprio problema. Poi l'anno prossimo se ne riparlerà, si vedrà se ci sarà Gattuso, perché è evidente che Gattuso adesso si sta vedendo i fatti suoi, vuole fare il piazzamento, ed è giusto, va bene per noi, però la società farà purtroppo credo delle valutazioni, perché Lozano non gioca più, 40 milioni in panchina con tutti i messicani che scrivono figlio de puta, e Meret per un altro investimento che non si sta valorizzando. Quindi ho paura per il futuro di Gattuso, a meno di grandi exploit che costringano De Laurentiis alla conferma. Mertens l'aveva quasi fatto, però fuori gioco netto, e va bene così. Adesso noi la testa la dobbiamo proiettare al Barcellona. Ora, questo è un altro video che io non ho fatto volontariamente, famoso Messi, Germano Bellavie che dice si può fare. Voi sapete perché non l'ho fatto? Perché io vi ritengo talmente intelligenti. Io veramente ho fatto un lavoro su questo canale, piano piano, e ho scremato tutti gli idioti, no? Alcuni li ho bloccati, altri non li ho risposti. Adesso quelli che siamo tra di noi siamo intelligenti e non dobbiamo nemmeno spiegare il perché un'operazione del genere al giorno d'oggi non si può fare. Però lo sapete, i giornalai fanno comunque le views, i click, devono fare gli articoli, hanno queste cose, ci fanno. Facevo il video Messi al Napoli, voi lo cliccavate e ci dicevamo cose banali che non c'è bisogno nemmeno di
Però mi sembra evidente che il tifoso del Napoli lo applaudirà, probabilmente, anche se segna. Il Napoli lo applaude perché è l'argentino col numero 10 che viene a San Paolo, è l'uomo più vicino al talento di Maradona, anche insomma la capacità di fare squadra da solo che però Maradona lo faceva anche nell'Argentina, lui nell'Argentina non è tanto così decisivo, nel Barcellona non è che le decide tutte da sole perché gli avversari devono controllare un attimo tutti gli altri Madonna che giocano là, e ce ne accorgeremo perché anche con gli infortuni che hanno surclassato il Barcellona ultimamente e gli ammutinamenti, perché pensano poco, stiamo affrontando una squadra che ne sta facendo di ogni, società che investe soldi per screditare i giocatori, una appropriatoria. Veramente stiamo vivendo dei momenti in cui i social cambiano proprio l'andamento delle cose, quindi veramente è roba da schifo, è uno schifo. Però noi non siamo cretini, non pensiamo di avere chance perché loro tengano la testa alle multe come noi, che invece continua quella storia. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi iscrivete al canale perché siete carini, lasciate un like e commentate perché lo so che volete commentare, e magari se avete voglia di scrivere di più c'è anche la pagina Facebook Caffè Napoli 1926, c'è la pagina e c'è il gruppo, quindi insomma modi e modi di poter parlare di calcio in maniera seria, possibilmente, perché altrimenti le solite storie.